Si inaugura oggi la nuova pilotina del pilota del porto, sicuramente un'aggiunta importante per l'operatività generale del porto per quanto concerne il supporto in entrata e in uscita delle navi che lo frequentano. Sì, ha detto bene, è una pilotina che è importante per il porto perché oltretutto è molto più performante rispetto alle due attualmente a disposizione, quindi nell'ottica dell'implementazione della sicurezza del porto è un passo avanti anche in prospettiva dello sviluppo che il porto di Porto Empedocle avrà. Come sappiamo già è un porto abbastanza vivo dal punto di vista dei traffici, però in prospettiva dovrebbe registrare un aumento dal punto di vista del traffico crocieristico. E poi per la Capitaneria di Porto Guardia Costiera è un elemento particolare, in quanto prima era vostra. Non era nostra la pilotina, era nostra l'unità, perché questa è un'unità che era una motovedetta, la 819, che è stata acquistata all'asta dal pratico locale e trasformata con un impegno, immagino, non indifferente dal punto di vista economico, in una efficiente pilotina. Una nuova pilotina vuol dire più operatività, più sicurezza, insomma sicuramente un aspetto importante per il porto di Porto Empedocle. Sì, è stato deciso di implementare il numero delle pilotine tra Porto Empedocle e Licata in modo da avere sempre una barca efficiente che possa sostituire durante il periodo dei lavori le altre due barche operative. Quindi è stata una scelta ponderata con l'aiuto della Capitaneria di Porto Empedocle che mi ha consigliato di acquistare dietro un bando pubblico una delle loro pilotine dismesse che era ancora in buone condizioni, dove ho fatto il refitting e da qualche settimana è stata pronta per l'operatività nel porto di Porto Empedocle come servizio di pilotaggio. Quindi le navi in entrata e in uscita hanno più assistenza, un maggiore raccordo con la Capitaneria, più sicurezza e più operatività. Certo, questo trattasi di una pilotina costruita dai cantieri Vittoria con navigabilità a tutti i tempi, quindi una pilotina abbastanza stabile con una motorizzazione sicura ed un'alta velocità tale da poter prendere, da poter il pilota imbarcare nei traghetti a velocità sostenuta senza, con una maggiore sicurezza e non portare ritardi nelle manovre di ormeggio e di sormeggio. Al momento del bisogno operativa anche a Licata. Al momento del bisogno la pilotina può sostituire anche la pilotina di base a Licata e quindi il lavoro è fatto in sinergia in tutti e due i porti tali da poter dare un servizio continuativo e costante.